Il 40% delle europee del PD è un lontano ricordo che risale a 5 anni fa. Bisognerebbe essere molto ottimisti per credere a sondaggi che consegnino oltre il 20% all'ex partito di Renzi, ma resta pur sempre un bel gruzzolo importante da far fruttare, soprattutto in previsione di un possibile arretramento dei 5 Stelle. Così la circoscrizione elettorale nord-est, che comprende anche l'Emilia-Romagna, oltre al Triveneto, rischia di avere i posti contati. Uno naturalmente va all'Emilia, non più rossa ma ancora rosa, uno sarà appannaggio della carta Carlo Calenda e della sua verve pro-Europa, e il terzo, a rigore di logica, dovrebbe andare alla veneta Alessandra Moretti, che nelle ultime europee aveva fatto man bassa con 230.000 preferenze. Ora il punto è questo: la logica nei corridoi del PD si è spesso persa a favore di correnti, spifferi e venticelle di partito, dove l'impermeabilità a quello che accade nel mondo reale e l'incapacità di capire i personaggi più mediaticamente efficaci si è spesso persa a favore di scelte di politica politicante e politicosa, magari un po' rugginosa, stile usato sicuro, che però tanto sicuro non è. Così Alessandra Moretti, che conosce già i meccanismi di Bruxelles, rischia di rimanere al palo per scelte di retroguardia. Non sarebbe né la prima né l'ultima volta dalle parti del Partito Democratico, ma non è che se uno è già abituato a tirarsi martellate sulla mano, un'altra martellata non faccia più male, anzi, a volte ne fa di più.